Ciao a tutti, sono Vanni Tonon, chitarrista e compositore. Oggi vi parlerò un po' di me, di come sono nato musicalmente e professionalmente. Io inizio a suonare grazie a delle lezioni, le prime lezioni datemi da mio padre, e da lì, diciamo, grazie a chitarristi come Joe Satriani, Jimi Hendrix, i Pink Floyd, gruppi diciamo nell'ambito rock, ho preso l'ispirazione per studiare e imparare questo bellissimo strumento che è la chitarra. Da lì a poco mi sono iscritto, diciamo, al conservatorio e quindi, diciamo, ho deciso di curare più non solo l'aspetto tecnico ma anche la composizione. Infatti ho all'attivo un disco che si chiama The Tourist of Love, che vede come protagonista insieme a me la chitarrista di Michael Jackson, e niente, questo è un po', diciamo, il mio inizio. Attualmente sto lavorando al secondo disco, quindi diciamo mi sto appassionando molto all'ambito dei suoni, quindi collaborando con marchi come Ibanez ed Eventide. Ho voluto sperimentare un po' quel tipo di approccio lì, più ambient, più legato ai suoni. Molti mi conoscono, diciamo, per il discorso tecnico, perché nel 2011 ho vinto il Guinness come chitarrista più veloce del mondo, però ho voluto negli anni un po' sperimentare altro, quindi andare più verso l'ambito compositivo.